aggiungetemi e commentiamo in diretta appunto le notizie che abbiamo preparato per voi questa Ho messo questa i numeri sera. su Facebook. Hai messo i numeri su Io Facebook, tu dai i numeri. Troppo avanti. Abbiamo capito. Va bene, come iniziamo? No, io non inizio stasera, me ne vado a casa. Stavo dicendo, okay. Fate perdere il filo del discorso, che settimana scorsa avevamo queste 7 visualizzazioni in diretta, in contemporanea in Hangout su Google, e tutto per merito dell'ospite femminile. Io questa sera, l'ospite femminile è orrendo, lo diciamo chiaramente, anche perché è un uomo, però se qualcuno vuole vedere, perché ha cambiato i capelli e sembra Elton John, come diceva Bonissimo. Sì. Sarà carino. Ma perché poi quando esci lo vede il sole che gli occhiali si scuriscono. Ah, già che c'hai gli occhiali che si scuriscono. Questi fantastici occhiali che si scuriscono, che sono bellissimi. Sono bellissimi. Sono da anni, non è una novità. Sì, occhiali, cioè. No, non lo so. Ecco, magari eravate. Ce li ha mio nonno che ha 80 anni. Però va bene. Andiamo avanti. Tu hai i calzini marroni? No. Ok, vedi, ce l'hai solo tu, Bonizzi, i calzini marroni, e solo tu li perdi, li fai a coppia con quelli blu. Anche se non lo ricordiamo. No, bene. Va bene. Dai, iniziamo con la prima notizia, siamo un po' seri, va? Tasi, Banca Italia avverte, si rischia un aumento del 60% sul 2013, su tutte le amministrazioni comunali interessati sceglieranno il 2,5 per 1000 come aliquota di prelievo sulle prime case, tornerà ai livelli dell'IMU 2012. Questo è il rischio, appunto, che la Tasi diventi una seconda IMU, la scelta però è in mano ai comuni. Secondo la Banca d'Italia, infatti, se l'aliquota decisa da tutte le amministrazioni sarà quella massima, ovvero quindi il 2,5 per 1000, il prelievo sulle prime case salirà addirittura del 60% rispetto al 2013, tornando cioè ai livelli dell'IMU del 2012. Se ci si limiterà all'aliquota invece base dell'1 per 1000, l'aumento sul 2013 sarà il 12. I dati elaborati dalla Banca d'Italia su dati dell'Agenzia delle Entrate sono contenuti nella relazione annuale della Banca d'Italia stessa. Un'analisi per i comuni capoluogo di regione evidenzia, appunto scrive Banca Italia, una significativa contrazione del prelievo locale sulle abitazioni principali non dilusso nel 2013, complessivamente di circa il 40%. Nel 2014, nell'ipotesi di applicazione appunto della Tasi ad aliquota base, il prelievo aumenterebbe di circa il 12%, come dicevamo prima, rimanendo comunque ben al di sotto del livello registrato nel 2012. Se invece ciascun capoluogo applicasse un'aliquota pari al 2,5 per 1000, il prelievo complessivo crescerebbe di oltre il 60%. Ale, sei pronto a pagare la mazzata? Non risponde. No, Ale non paga. Ale non paga. Ale non paga. Roby, sei pronto a pagare la mazzata sull'IMU? Fa gestaci, molto bene. Tu, allora, Stefano, sei pronto? Ombrello che non pago. Esatto. Quasi. Tu non paghi, quasi. Mi metto in coda. Metti in coda. No, io sono un po' preoccupato. Ti tocca. Mi tocca. Ti tocca. Mi tocca. Come sempre, i proprietari di casa vengono colpiti. Ringraziamo i governi degli ultimi 3 anni. Perché poi, effettivamente, questi giorni io ho visto molti miei coetanei, nostri coetanei. No, tu sei un po' più vecchio, Stefano. Non c'entri, nonno Bonizzi non c'entra. No, scherzo. Che però mettevano su Facebook, mi sono arrivati gli 80 euro, che bello, sono contento. Cioè, in effetti i ragazzi, questi 80 euro forse saranno gli unici più o meno a vederli, perché le tasse sulla casa, molti di noi non sono proprietari di casa, non siamo sposati, non abbiamo figli e quindi non abbiamo le detrazioni, ma per chi ha le detrazioni, cioè sui figli o sul moglie a carico, questi 80 euro vanno in fumo perché appunto il governo ha deciso di tagliare pesantemente sulle detrazioni questi 80 euro lordi. Mi hai anticipato. Io la battutina, ma ti ho detto di commentare. Mi hai anticipato, io stavo facendo l'esempio di chi ha il figlio a carico e alla fine se ne trova 15 è vero. No, ma difatti quello che mi è venuta la battuta da fare, poi me la sono trattenuta tra le dita su Facebook, volevo scrivere. In effetti uno l'altro giorno si è trovato 80 euro lordi in busta paga e se ne dovrà trovare a pagare 110 netti, più o meno indicativamente. Sì. Queste sono le cifre, senza contare se dovesse esserci un'eventuale altra manovra che qualcuno prospetta in agosto. Quindi alla fine sto mese hanno preso 30 euro in meno. Esatto, lo dice, però li hanno votati lo stesso. Sì. Una cosa, ma andate a votare, porca miseria, qua la gente non va a votare. Io ho trovato questa bellissima analisi, bellissima, poi magari voi dite no, che cavolata pazzesca, su Questa è la sinistra italiana, direttore Riccardo Ghezzi, che più di una volta, salutiamo, che più di una volta è intervenuto in questa trasmissione.
di Luigi Redaelli, appunto il 28 maggio, scrive: è vero che nel 2001 a Milano avevano diritto al voto circa 1.100.000 persone contro le 975.000 di oggi. Nel 2001 erano anche appena trascorsi 5 anni di un'ottima amministrazione targata Albertini e che si veniva da 7 anni di governi disastrosi targati centrosinistra, e che tutto sommato Berlusconi era ancora una novità, non aveva governato se non per una piccola parentesi nel 94 e i processi a suo carico in quel momento cadevano nel vuoto. È vero pure che nel panorama politico non esistevano Grillo, il web, non si faceva campagna elettorale con Dudu ed Emilio Fede imperversava ancora con il suo TG4. Altri tempi, nel 2001 Forza Italia e gli alleati erano coesi, avevano un programma e delle idee. Oggi siamo nel 2014, 13 anni dopo il partito di Renzi ottiene il 42% nella città di Milano, amministrato dal sindaco di centro-sinistra, anzi più sinistra che centro, Giuliano Pisapia. Un risultato netto, una sentenza lampante. I milanesi hanno cambiato idea, altrimenti non si potrebbero spiegare certe percentuali bulgare. Le percentuali però non sono i dati assoluti ed è su questo che bisognerebbe riflettere per capire meglio la crescita di consensi della sinistra a Milano. Analizziamo quindi il voto della Milano del 2001, quella del 1.100.020 diritto al voto di cui parlavamo in apertura. La sinistra allora raccolse alle amministrative 345.000 voti circa. La compagine renziana alle europee si è fermata a 306. La compagine renziana qua è Renzi più Sell. Dal 2001 ad oggi la sinistra esce quindi dalle urne con la bellezza di 40.000 voti in meno. Allora sarà stato Grillo questa voragine di voti a destra? No, nemmeno lui è la colpa della caporetta azzurro-verde milanese. Grillo ne ha presi 80.000 e sinceramente siamo convinti che tra questi una buona metà si potrebbe allocare nel non voto nella Milano del 2001. La differenza sta solo in un dato: Albertini prese la bellezza di 500.000 voti. Già la Moratti nel 2006 ha avuto un sostanziale decremento, 150.000 voti andati in fumo dopo 5 anni, finiti nel non voto, risultato fomentato anche da una situazione a livello nazionale del centrodestra non troppo rosea, culminata nella sconfitta contro Romano Prodi alle politiche. La ripresa poi c'è stata, parziale, nel 2008, 421.000 voti alle politiche, mettendo dentro tutti i partiti che hanno sostenuto Albertini nel 2001, anche l'UDC che comunque non pesava più di 20.000 preferenze. Sono dati quindi che evidenziano una politica nazionale del centrodestra fallimentare su tutti i fronti, di una politica locale caratterizzata da litigi e inconsistenza. Da un lato parlamentari che lottano tra correnti per spartirsi il piatto sempre più vuoto, dall'altra piccoli faccendieri a cui interessa solo una poltrona. E qua sembra in effetti una situazione piuttosto pesante, ma poi l'editorialista esce con una speranza, con un consiglio. A Milano il centrodestra avrebbe spazi enormi, l'amministrazione Pisapia fa errori ogni giorno, la tassazione comunale alle stelle, i servizi peggiorano, le strade sono un colabrodo, i progetti vengono lasciati a metà, si parla di moschee e integrazione degli zingari che vivono nei campi nomadi, ma non ci si cura di parlare delle discariche che spuntano come funghi nei parchi o in mezzo alla strada. A questo punto è un dato di fatto: la sinistra milanese continuerà a prendere i suoi 310.000 voti circa e tra le file di Grillo ci saranno ulteriori defezioni, un portafoglio di voti che ci sarà in ogni caso sufficiente che sarà comunque in ogni caso sufficiente a garantire alla sinistra milanese il 51%, grazie agli elettori delusi dal centrodestra che rimangono seduti in poltrona. Cosa può fare quindi il centrodestra per evitarlo? Per cominciare, nel 2016 dovrà presentare persone giuste e serie con delle facce pulite e così facendo portare alle urne chi ha deciso che la destra milanese non è più credibile e che pensa sia inutile votare. Dovrà in soldoni riuscire a raccimolare almeno 375.000 voti, praticamente gli stessi raccolti da Albertini nel 2001, meno i 125.000 che non sono più elettori a Milano. Sì, questa è la milanese, la situazione. Noi siamo milanocentrici, trasmissione Milano. Ma io sono convinto che negli ultimi 10 anni comunque quella che è stata la sinistra nelle varie sfaccettature di partiti che sono passati, i vari nomi, i voti sono sempre quelli per lui, che poi abbiano il 20, il 30, il 40, il 60%, ma come dice il testo sono sempre quelli. La perdita ce l'abbiamo sulla gente che è scontenta forse da un'amministrazione anche all'ambito nazionale, guarda, anche in amministrativo. Sì, sicuramente. Poi secondo me certa gente, bravo Bonizzi, non spegniamo il cellulare, non ha capito veramente quanto sia ad oggi importante il voto che viene concesso, certo. praticamente quasi
Adesso ultimamente tutti gli anni si va a votare, quindi molto importante. Qua, magari sono stufi anche per quello, non lo so. Io in effetti quando ho letto questa analisi subito l'ho condivisa, perché oggettivamente mi è sembrata precisa e puntuale. Poi su Facebook ne è nato un battibecco con un amico, con un compagno di classe molto, io me l'ero scambiato per un militante, per come si era infervorato nella situazione, ma anzi non lo era, e me ne scuso, me ne sono subito scusato con lui, che però lui difendeva l'operato di Pisapia. Ora, o io sono pazzo, oppure tutto quello che vedo in giro e tutto quello che mi continuano a riportare i cittadini, non mi suonerebbe il telefono ogni quarto d'ora per una segnalazione. Suonava a me. Adesso suona a te, ma il mio è spento. Quando esco di qua, messaggino, guarda Gabriele che c'è, Credo che succeda anche ad Ale, che anche lui è un consigliere di zona in un'altra zona. Sì, capita anche a me, e devo dire che mi ha fatto piacere che anche su Twitter un cittadino mi ha fatto notare un problema proprio davanti a casa sua. Poi, comunque, la situazione a Milano è in collasso, cioè stiamo cadendo, è tremenda. Anche le amministrazioni nelle nostre zone poi sono a senso unico. Per quanto riguarda l'articolo su Kelsey che parla di Grillo che avrà delle defezioni, da me in zona il 5 Stelle non esiste già più. Poi si mettono a piangere perché passano in maggioranza e si definiscono un po' i difettisti della prima ora, un po' come Ibrahimovic che cambia squadra e lui era tifoso di tutte le squadre in cui sono qua per vincere tutto. Cancelliamolo come la Fornero, allora si mette a piangere. No, il consigliere, ex consigliere 5 Stelle, di pietrista della prima ora, quindi io mi trasferisco nell'Italia dei Valori e passo alla maggioranza. Ma adesso esce anche dall'Italia dei Valori, perché quello che ho capito si scioglie dopo l'eclatante risultato vedremo europee. Vabbè, io mi aspetto tra 6 mesi che la gente mi dica: ma io il PD non l'ho votato. No, ma tu tra 6 mesi li ho già beccati adesso. Cioè, a Milano non l'ha votato nessuno, eppure il 42%. No, ma in effetti, ma ripeto, ma secondo me l'analisi è giusta, secondo me è vero, non l'hanno votato, cioè loro li hanno votati. Sono i soliti, sono i soliti che li votano, e non, invece però quello che ti dice io non ho votato il PD ti deve anche aggiungere, però non sono andato a votare, e questo magari non lo fa. Io ne ho trovati tanti che non mi dicono che sono di sinistra, quelli sono democristiani. Sì, 3/4. L'area di Civati. 3/4 secondo me, sì, ma ci vanno perché sono proprio delle pecore. Si può dire pecore? No, io non insulto. No, ci vanno come dei pecoroni, però. Però ecco, sì, magari in massa, come le pecore. In massa. Andiamo verso gli amici dell'ex ministro, la rubrichetta che abbiamo sempre in questa trasmissione. Arrestato per rapina un 34enne palestinese regolare e con precedenti a bordo di uno scooter ieri alle 13:20 in via Giambellino. Ha rubato una borsa dall'auto di una 61enne rimasta illesa. Ad allertare le forze di polizia è stata la stessa vittima, riferendo di essere stata avvicinata dall'aggressore in scooter mentre era a bordo della propria auto. L'uomo le avrebbe chiesto a gesti di fargli spazio per meglio sistemare il proprio mezzo, per poi aprire la portiera anteriore del lato passeggero e impossessarsi della borsa lì appoggiata. La 61enne non è riuscita ad aggrapparsi alla borsetta, ha visto il rapinatore fuggire e ha allertato le forze dell'ordine, che lo hanno individuato e bloccato nei paraggi. Il palestinese dopo pochi metri aveva abbandonato lo scooter e stava fuggendo a piedi lungo la via Curio Dentato, con la refurtiva ancora in mano, intatta, poi recuperata e restituita alla donna. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, ma la vittima ha rifiutato le cure e il trasporto in ospedale, sostenendo di essere solo molto spaventata. Lo scooter utilizzato dall'arrestato è poi risultato rubato. Per ora l'accusa è di rapina. Ma aveva qualcosa Milano. Di suo? No, la borsetta è rubata, lui lo scooter, lui. Li aveva rivestiti, perché no, sapete che, cioè, molti da fuori magari non lo sanno, a Milano abbiamo i bidoni della Caritas, credo come in tantissime altre città. Sì. Io tutte le volte che passo davanti a un bidone della Caritas trovo qualcuno con la faccia dentro. Ti trovi le gambe fuori? Sì, solo le gambe fuori. Io penso che sia uno sketch pubblicitario, ogni tanto dico ma stavano girando qualcosa, invece no. Tra l'altro è pericolosissimo, perché è morto un ragazzino qualche anno fa, un ragazzino rom, è morto proprio qua, tra l'altro in zona 9, è rimasto dentro, morto. La telefonata, pronto? Niente, andate.
Qua cadono le telefonate, sono 2 settimane, sai che Bonizzi? Ale, togliti la maglietta che No, per favore. A uno spettatore. No, ma è che l'altra volta mi diceva Giovanni, ecco lo spettatore, no, mi diceva Giovanni l'altro giorno che lui ci stava guardando. Ma sei bloccato? No? Ma non usciva l'uno spettatore, né a lui né a noi. Pronto? Buonasera, sono Alessandro. Ciao Alessandro, da Ciao. dove? Sardegna. Sardegna, vai. Niente, io credo una cosa, che se ci sarà una nuova macelleria sociale grazie al Fiscal Compact, in primis è colpa di noi stessi che abbiamo votato al PD, che abbiamo dato il consenso per autodistruggerci. Stiamo votando quei partiti che hanno determinato il collasso economico-finanziario nell'ultimo ventennio. Il PD è quello che ha regalato 7,5 miliardi di euro alle banche. Alle sue banche. Alle due banche. Alle sue. Partorienti del PD, di Equitalia, sono Visco e Bersani, sempre loro. Cioè il PD è palese che sono collusi con questi grandi poteri finanziari che determinano queste crisi catastrofiche pianificate a tavolino. Però finché la gente, anche se ho qualche dubbio per quanto riguarda le elezioni, perché in Val di Susa l'anno scorso ottenne il 70% dei voti andarono in favore di Grillo, però quest'anno stranamente c'è qualcosa di troppo strano, questo 40 e passa per cento. Va bene. Grazie di essere intervenuto, ciao, buona ciao. Serata. Sì, noi lo diciamo sempre, direi che non c'è nulla da aggiungere a quello che ha detto lui. Grillo, come abbiamo detto, come era anche in questa analisi, come diceva anche questo editorialista, solo su Milano, poi vabbè credo che sia a livello nazionale si possa riportare, andrà sgonfiandosi se continua a essere un no a tutto senza nessuna proposta concreta. Effettivamente il PD oramai è il partito delle banche. Abbiamo una banca. Beati loro. Poi tra l'altro, a proposito dell'abbiamo una banca, poi sembra che loro lo facciano apposta, ma l'altro giorno, aspetta che l'Unipol, quella che avevano utilizzato per scalare la BNL, la loro assicurazione, ha fatto la fusione con la fondiaria SAI, che è quella di Ligresti, che è andato in malora e quindi qualcuno doveva prendersi questa roba. 2 settimane fa è uscita la notizia, anzi no, una settimana fa è uscita la notizia che durante la fusione qualche porcata è stata fatta, sono stati indagati 8 manager dell'Unipol SAI, che è la nuova società che ne è nata dalla fusione. Non l'avrei mai detto. No, ma io non lo so, ma sembra che lo facciano apposta. Non succede mai. Bah. Leggo un SMS che non sentirà perché mi dicono che da Borgomanero, provincia di Novara, che Radio Padania non si sente da 2 giorni, quindi adesso la giriamo all'amministratore delegato, ma è un sabotaggio, no? Roberto, sai qualcosa? Problemi del ripetitore, quindi torneremo presto in onda anche in zona provincia di Novara. Dica. No, niente. No. Non possiamo neanche salutarlo perché non ci ascolta. No. Un'altra telefonata, pronto? Buona Padania, ciao. Sono Marco da Piovese in provincia di Alba. In provincia di Cuneo, scusate. Cuneo. Volevo chiedervi, ma allora sono solo io che me ne rendo conto oppure la crisi in Italia non è cominciata per i subprime, per i titoli tossici, i titoli derivati, ma bensì quando qualcuno si è impossessato di San Paolo e di Unicredit e ha smesso di finanziare imprese e famiglie per la casa? È vero. Sì. Hai pienamente ragione. E pigliano il 40%. Ciao, state bene. Ciao, buona serata. Grazie. E in effetti è proprio vero, perché in Italia il problema del subprime non l'abbiamo avuto, perché l'unica che dava un mutuo particolarmente alto con dei tassi relativamente agevoli era la Banca Intesa, che dava però il 90%. Sì. Il problema che è nato in America era che davano il 130% del valore dell'immobile, poi non riuscivano più a pagarlo e è saltato tutto per aria. Del 130% ne ho fatti anche qua. Ma no, ma le banche no, però, perché le banche davano al massimo il 90% del valore dell'immobile. Aumentavano il valore della casa al momento della vendita. Vero. Giochetti all'italiana. Un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto? Ciao, tocca a te. Buonasera a tutti, una piccola critica. Nome da dove, scusa? Io sono Fabio. Ok, vai.
è una piccola critica. La Lega ha ottenuto un buon risultato, si poteva fare di più, però è un buon risultato. Abbiamo margine per crescere, bla bla bla, e andiamo a cercare l'alleanza con Berlusconi. Io mi fido di Matteo Salvini, ma se tornate con Berlusconi avvisatemi prima, ditemelo prima, perché neanche loro che cercano noi, ci offriamo noi, per quale alleanza? A Roma ancora? Va bene, con Berlusconi. Rispondo subito che sono preparato, non mi ha colto in castagna. Matteo ha detto, l'alleanza no, ha detto, venite a firmare i nostri referendum e poi ne parliamo. Intanto venite a firmare i nostri referendum, ma da quello che sto intendendo, perché poi non è detto che sia così, la volontà non è neanche quella più di andare con nessuno a Roma. Se andiamo a Roma andiamo da soli. Oltretutto Forza Italia ha promosso solo due no? Quindi fa niente, a Forza Italia li ha promossi tutti e 6, così venite a firmarli tutti. Sì, poi venite a firmare, però per far vedere che comunque non c'è questa vicinanza totale di vicinanza. Il problema e la possibilità risulta quando si andrà per le amministrative di qualche comune. Ovvio che le amministrative sul territorio, le regioni del nord, ragazzi, o ci mettiamo in testa che prendiamo il 55%, e quindi tutti devono, tutti i sostenitori, militanti, simpatizzanti, quanto devono fare una campagna elettorale. Però i dati li abbiamo visti, a Milano io li ho visti, il PDL, comunque Forza Italia ha preso il 16%, non il 9%. Se noi avessimo preso il 25% e loro il 2%, è evidente che noi non dovremmo più aver bisogno di Forza Italia. Se vogliamo provare a fare della buona amministrazione, come la stiamo facendo in Veneto, come la stiamo facendo in Lombardia, e come io continuo a ribadirlo, abbiamo fatto in Piemonte, perché l'abbiamo fatta buona amministrazione in Piemonte, ci siamo trovati una regione con 1,8 miliardi di debito, era quasi in default finanziario, Cota l'ha messa a posto, adesso vediamo che Amparino cosa fa, visto che ha lasciato il Comune di Torino con 3,5 miliardi di debito. Vorrei che tra 5 anni quella regione lì di nuovo messa male e dobbiamo andare ancora noi a salvargli i conti. Sembrava la Campania, per come l'hanno amministrato loro Piemonte. Vabbè, comunque a Milano, memori del famoso sistema Sesto, poi il passaggio alla nuova provincia che adesso andrà a disfarsi, memori della buona amministrazione del Bomaroni, comunque non sono andati a votare. No, non sono andati a votare, nonostante il grande Matteo. Via Facebook, James McCormick, che ci ha aggiunto settimana scorsa, ha finito di lavorare, ora ci sono anch'io, la sinistra non pagherà mai finché non troviamo qualcuno che a livello giudiziario gliela farà pagare. E in effetti c'ha ragione. Parole sante. Chiudo, c'erano ancora un sacco di notizie dell'amici dell'ex ministro, ma non ho tempo, anzi questa leggo solo il titolo. Le sfondano vetro dell'auto con un sasso, donna accerchiata da nomadi, la notizia di oggi presa da Padova Oggi, la notizia invece in chiusura, Borghezio, quale futuro per l'Europa sarà deciso al club Bilderberg, come sempre a ridosso delle grandi svolte internazionali, puntualmente si riunisce il club Bilderberg, cupola semisegreta del potere mondialista. È lecito domandarsi quali decisioni saranno prese in ordine al futuro dell'Europa e ritenere che in tale sede sarà deciso chi sarà il futuro presidente della Commissione europea, posto che è abitudine di questi signori prendere in ristretta cerchia le decisioni che poi apparentemente saranno assunte dai consensi democratici, ovviamente sulla testa e sulla pelle dei popoli. Grande Marione. Qualcuno parla? Consiglio. Andate a votare e in culo la balena. Chi capisce. Ma oramai non è che va a votare. Speriamo per la prossima volta. Per la prossima volta. Poco, tranquillo. Va bene, io vi ringrazio per averci sopportato questa mezz'oretta, ringrazio il selfie man Stefano Bonizzi, ringrazio l'ospite femminile Alessandro Giacomatti. Io volevo portargli un souvenir dalla Normandia, ma al conduttore non glielo porterò. Portalo a me. Adesso vai in Normandia. Però quando torna paga da bere. Sì, anche Ieti dovrei pagare da bere. Sì. Segretario provinciale, ricordatela se ci stai ascoltando. Ringrazio gli spettatori che ci hanno ascoltato in Hangout. Se volete, Gabriele Luigi Abbiati su Facebook, ringrazio Roberto Colombo in regia e a settimana prossima. Ciao. Avete ascoltato Giovani Padani. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos.